La politica, dal Consiglio regionale arrivano importanti novità al contrasto sulla violenza alle donne. Il voto in aula è stato unanime e finalmente il Veneto si è dotato di una legge che si prefigge di prevenire e contrastare la violenza contro le donne. Il testo fa sintesi di due precedenti progetti di legge presentati dal consigliere del PDL Leonardo Padrin e dal consigliere del PD Piero Ruzzante. Questa legge è un punto di partenza per cui dal bilancio 2014 andremo a finanziare dei progetti che avranno sia la spesa corrente sia la spesa dell'investimento. Un modo per tentare di sconfiggere la violenza contro le donne e offrire soprattutto dei servizi, dei punti di riferimento, dei punti di tutela. Con un finanziamento di 400.000 euro sono promossi interventi di sostegno per ripristinare l'inviolabilità e la libertà delle donne e dei figli minori vittime di violenza. Gli strumenti operativi sono i centri antiviolenza che offrono assistenza, sostegno e percorsi di superamento del disagio, le case rifugio e le case di secondo livello, strutture di ospitalità in grado di offrire accoglienza e protezione. I servizi dei centri antiviolenza, delle case rifugio e delle case di secondo livello per donne vittime di violenza sono gratuiti. Non passa giorno che non leggiamo qualcosa attorno a questo tema, però è del tutto evidente che un lavoro di prevenzione, ma soprattutto poi un lavoro di cura sul territorio è fondamentale. Andiamo a Verona, dove ieri si è conclusa la 47ª